A Staffolo il canale Brian viene attraversato con una condotta in subalveo. È l'ultimo intervento realizzato all'interno di un piano integrato che vede altri sifoni attivati nell'impianto idrovoro di Valle Tagli, potenziato per migliorare la sicurezza idraulica in una zona che la violenza degli eventi meteorologici degli ultimi anni ha reso particolarmente vulnerabile. La messa in sicurezza dal punto di vista idraulico, ma anche la possibilità di condividere la risorsa quando di acqua invece ce n'è molto poca. E questo è sicuramente un salto di qualità che va nel senso di dare una mano al contrasto al cambiamento climatico con la tecnologia del microtunneling e quindi dell'uso della talpa sotterranea spinta dei tubi in condotta, che ha un scarsissimo se non quasi nullo impatto ambientale, tenendo conto anche di tutti i rischi che un'opera invece fatta in maniera tradizionale comporta. La nuova opera idraulica da oltre 2,5 milioni di euro mette in collegamento i bacini di bonifica Bella Madonna e Ongaro Inferiore I, un progetto strategico per la complessa gestione delle acque nel territorio del Veneto orientale. Sono oltre 12 opere fatte in tutto il territorio che avevano subito danni per le esondazioni dovute al fenomeno che si era scatenato nell'autunno del 18, e quindi questo ci ha insegnato un percorso. Il Consorzio si è dotato di un pacchetto progetti, grande collaborazione con i sindaci del territorio, e questo ha permesso di essere in grado al momento della presenza di risorse di poterle intercettare. Il nuovo collegamento idraulico, grazie al sottopasso del canale Brian, intende rispondere ai pericoli che precedenti eventi meteorologici hanno evidenziato. Si vuole migliorare il deflusso delle acque meteoriche, sgravandone il carico sul canale Brian e riducendo così il rischio di esondazioni e di allagamenti. Abbiamo in mente quindi una grande opera di salvaguardia del territorio sulla litoranea veneta. A giorni partiranno i primi contatti seri per vedere assieme ai sistemi territoriali della Regione Veneto di portare avanti questo importantissimo progetto su un'opera peraltro litoranea veneta costruita nel XIII secolo dai veneziani e che andrebbe ripresa, ripristinata in toto e salvaguardata, perché è un'opera monumentale. Però è anche l'opera che ci difende dalle piene del mare, dalle grandi maree. E poi abbiamo tutta la progettualità con i comuni sulla sicurezza idraulica dei territori e la rigenerazione urbana, e poi naturalmente quello che è il nostro lavoro, che è quello appunto di creare infrastrutture all'interno del territorio per l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'acqua a scopi irrigui.